Benvenuti con Borghi d'Italia, siamo giunti ai confini con la Francia, a Ventimiglia in provincia di Imperia. Il comune si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. La bellezza di Ventimiglia ha sorpreso noi e sorprenderà anche voi. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti del territorio. A voi Ventimiglia! Il nome moderno di Ventimiglia deriva dall'antico nome Albium Intemellium, cioè città degli Intemeli o colle degli Intemelli. Poi per contrazione nel corso dei secoli diventa Vintimiglio, Vintimiglio, dopodiché giunge al moderno Ventimiglia. Benvenuti a Ventimiglia, la nostra cittadina, città di confine, città vicina alla Francia, vicina a Montecarlo, ed è una splendida realtà. Noi ve la proponiamo come una città davvero con 1000 possibilità, un bagno di cultura, un bagno di tradizione, un bagno di terra trasfrontaliera, qualcosa che è difficile da trovare e questa è un'opportunità unica che avete di conoscere un territorio dalle 1000 bellezze. Io spero che questo vostro viaggio possa essere davvero interessante e spingervi in qualche modo a venirci a trovare. Una presenza religiosa che è fortissima, tenuto conto che la nostra cattedrale nel centro storico è un pezzo d'arte incredibile. Senza dimenticare poi del chiostro che è stato anch'esso da poco restaurato con dei fondi FAS e c'è una collaborazione che ci vede uniti quindi con la Curia e col Vescovo Monsignor Suetta nella gestione di questa risorsa. Il Confalone mostra un leone rampante nella dicitura ad arma it, dice chiamata alle armi, un po' lo spirito battagliero dei ventimigliesi. Il territorio del comune di Ventimiglia è inserito all'interno della diocesi Ventimiglia-Sanremo, all'interno del seminario di Bordighera. Andiamo a conoscere il vescovo. Grazie di questa opportunità, di questo incontro. La diocesi di Ventimiglia-Sanremo è una piccola diocesi che fa 150.000 abitanti e che si sviluppa in terra ligure, che geograficamente è tutta una striscia stretta e lunga. La diocesi di Ventimiglia parte dal confine francese e seguendo il percorso della riviera si estende per una quarantina di chilometri e poi ha naturalmente un abbondante, interessante e ricco entroterra e questo incide anche sulla realtà ecclesiale della diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Conserva la fede come lo testimoniano la cattedrale, il battistero, fin dai tempi paleocristiani, quindi una lunga tradizione storica antica di fede. La storia della chiesa di Ventimiglia-Sanremo naturalmente è una storia contraddistinta anche dal suo essere in posizione, diciamo così, di frontiera, termine che non mi piace proprio moltissimo perché frontiera indica in qualche modo un contrapporsi, preferisco usare il termine confine che indica invece l'incontro di diverse realtà che sono diverse ma che sono complementari e che tendono all'accoglienza.
le parrocchie sono 99, i preti secolari della nostra diocesi sono 52, con un'età media piuttosto elevata. Il dato di speranza, di grande conforto, è proprio dato dal luogo in cui ci troviamo adesso, che è il nostro seminario diocesano. Si trova a Bordighera e l'anno scorso è stato riaperto. Prima i seminaristi andavano a studiare fuori, sono 12 seminaristi che si preparano a diventare preti e la loro testimonianza in diocesi spero che sia un richiamo molto forte ai giovani, anche a meno giovani, ad interrogarsi su quello che il Signore vuole dalla loro vita. Va in pace e non peccare più. Il grande messaggio del Giubileo della Misericordia è contenuta nella prima parte dell'espressione va in pace. Auguro, spero, mi impegno personalmente prima di tutto perché il dono del Giubileo rinnovi profondamente la vita delle persone e il volto della Chiesa nel mondo, perché sia sempre più testimonianza dell'amore di Dio, del suo cuore, e perché sia sempre più testimonianza della vita nuova e della vita buona che il Vangelo produce dovunque venga seminato. Ventimiglia vuol dire anche un mare bellissimo. Ascoltiamo il presidente del Circolo Velico. All'età di 8 anni mio padre, che faceva il pescatore, ha cominciato a portarmi a pesca con lui. Allora non esistevano i motori fuori bordo, perlomeno costavano cari, quindi si andava a remi. Io fino a 12 anni sono andato con mio padre a pescare a remi, però poi soffrivo il mal di mare e all'età di 12 anni ho lasciato la barca del pescatore e sono passato alla barca a vela. Il nostro circolo ha sempre portato avanti i ragazzi e la scuola di vela. Effettivamente noi qui siamo abbastanza fortunati perché nella zona da Imperia sino a Ventimiglia abbiamo sempre abbastanza vento. Si gira il mondo perché facendo le regate si gira il mondo. Sono stato in Giappone, negli Stati Uniti, però quando si ritorna a Ventimiglia si trova tutto nel giro di pochi chilometri. La Ventimiglia medievale si sviluppa intorno alla bellissima cattedrale. Andiamo a conoscere il parroco. Vi accolgo nella cattedrale di Ventimiglia, questo gioiello del romanico ligure, una delle esperienze della fede della nostra città insieme al suo battistero. Il parroco della cattedrale sono io e devo accogliere ogni giorno le persone che si recano qui in questo contesto che non è soltanto il centro storico della città, ma è il cuore pulsante della vita religiosa della comunità, insieme a quei confratelli parroci della città che ogni giorno lavoriamo insieme per costruire il regno di Dio. La cattedrale nasce nell'area sacra della dea Giunone e da qui nel VII secolo parte tutta la storia della vita religiosa qui sul colle, il Monte Cavus. Dalla città romana infatti i vescovi spostano la loro sede proprio quassù e costruiscono questa seconda cattedrale, della quale noi possiamo ancora vedere la cripta, i resti dei fregi decorativi di questa prima chiesa d'epoca longobarda e i plutei come antichi pilastrini. Invece il battistero, anche lui sempre dello stesso periodo, è accanto alla chiesa a monito che bisogna davvero vivere l'esperienza di Cristo per poi entrare nella chiesa da testimoni credibili. La cattedrale viene ricostruita nell'XI secolo dai maestri comacini ed è quello che noi vediamo entrando
questa chiesa slanciata verso l'altro ma austera nelle sue linee architettoniche. Al lato della cattedrale si aprono le cappelle barocche, dedicata una all'Assunta, un'altra al nostro martire San Secondo. Dove sorgeva il castello, oggi e da diversi secoli, il monastero delle Canonichesse Lateranensi, un centro molto importante ancora oggi con le suore di Nostra Signora dell'Orto. Il nostro centro storico accoglie altre realtà interessanti dal punto di vista religioso. La casa madre delle suore di Santa Marta. La chiesa dei Benedettini è un edificio molto interessante perché è coevo alla cattedrale, custodisce i reperti romani più belli, le colonne colorate di antiche domus e 3 belle pietre miliari, di cui una è una delle meglio conservate della nostra regione. Il centro storico offre 2 bei oratori, così li chiamiamo noi in Liguria. Sono delle chiese dove i confratelli si riunivano per celebrare la liturgia delle ore, in modo particolare l'oratorio dei Neri. È visibilissimo al pubblico, aperto da alcuni anni ad orario continuato, e lì si trovano degli elementi molto interessanti dell'arte barocca ligure. Adesso andiamo a scoprire la zona archeologica della Ventimiglia romana per poi proseguire con il museo preistorico dei Balzi Rossi. Nell'estrema periferia orientale dell'attuale città di Ventimiglia si conservano resti piuttosto importanti e interessanti dell'antica città di Albintimilium, una città romana che ebbe vita tra il secondo secolo prima di Cristo e la tarda antichità fino all'alto medioevo, quando progressivamente fu abbandonata e i cittadini si trasferirono progressivamente sull'altura dell'attuale appunto centro storico di Ventimiglia, la collina del Cavo. Attualmente sono visitabili diversi resti piuttosto noti e monumentali di questa città, in particolar modo il teatro e le terme. Si tratta di 2 edifici pubblici notevolmente ben conservati che si estendono appunto nella parte sud-occidentale della città romana. L'Antiquarium è un piccolo museo realizzato proprio sul sito della città antica, dove si conservano molti manufatti, in particolar modo ceramiche provenienti dai corredi delle necropoli, in particolar modo della necropoli occidentale che attualmente si estende sotto il grande parco ferroviario che congiunge appunto questa zona alla stazione di Ventimiglia. Troviamo nel sito archeologico dei Balzi Rossi, uno dei siti d'Italia, certamente della Liguria, più noti. Si tratta di un complesso di grotte che si aprono sul mare, proprio nelle immediate vicinanze del confine francese. Grotte che sono state scavate già a partire dalla metà dell'Ottocento. Fu proprio a seguito del ritrovamento dei primi scavi effettuati dal principe di Monaco Florestano I e dal ritrovamento di una tomba collettiva che nel 1898 Sir Thomas Embury decise di costruire il piccolo museo che ospitava i risultati di queste grandi ricerche. Quindi siamo, possiamo dire, in un arco cronologico che va da 230.000 anni fa fino a 20.000 anni fa.
Siamo davanti al margine che all'interno della grotta, che prende il nome proprio da questa immagine, cioè Grotta del Caviglione, fu presumibilmente incisa sulla parete circa 20.000 anni fa. Si tratta di un cavallo della steppa, che ora è estinto, e che fu rappresentato ad una quota chiaramente più elevata rispetto alla quale ci troviamo noi adesso, proprio perché il deposito fu indagato e scavato negli anni 30. Tra i tanti itinerari da percorrere a Ventimiglia non va trascurato quello del gusto, ma in questo spazio non mancheranno altre piacevoli curiosità. Benvenuti al ristorante Fontanin, un ristorante situato nel centro storico di Ventimiglia, affacciato direttamente sul mare. Sono qui per farvi fare un bel viaggio gastronomico in compagnia dei nostri amici Lorenzo, un ragazzo che ha aperto una sartoria medievale nel borgo storico, e il signor Lorenzo Viale, che è il presidente del Circolo della Castagnola di Ventimiglia. Partiamo con la presentazione dei prodotti tipici del territorio. Possiamo trovare una torta verde, che è una torta appunto ripiena in base alla stagione di trombette, che sono delle zucchine locali, oppure di carciofi. Abbiamo la pisciadela, una specie di pizza con aglio, capperi, olive e delle acciughe. I frischeux, che sono delle piccole frittelline, si possono fare sia con delle erbe aromatiche appunto tipiche della zona della macchia mediterranea che con il baccalà. Abbiamo appunto dei ripieni di verdura, del brandakuyun, che è un piatto tipico fatto con lo stoccafisso e le patate. Ci sono dei raviolini ripieni di borragine, che è un'erbetta che cresce in queste zone. Una zuppetta di pesce locale con scorfano, gallinella e gamberoni locali. Abbiamo il tipico coniglio alla ligure, che è fatto con le olive taggiasche e rosmarino, maggiorana, erbette locali, e i gamberoni, che sono molto pregiati, che si pescano in questa zona. Con il nostro basilico ligure facciamo il pesto, e poi di questo territorio è molto famoso il marò di fave, che si fa con delle favette fresche, della mentuccia e dell'olio del territorio. In più ci sono i barbagiuai, che sono delle piccole frittelline di pasta. All'interno c'è della zucca, del riso e il brusso, che è un formaggio molto forte di queste valli. I nostri vini autoctoni della zona, rossese e il pigato, e poi per finire c'è il nostro olio fatto di olive taggiasche, famoso comunque per la sua delicatezza e la sua fragranza. La castagnola, che è un po' la regina di questi dolci, è così chiamata perché ha la sembianza di una grossa castagna, di un marron glacé. I Benardi fanno parte di un'evoluzione del pan di polenta, hanno preso il nome di Benardo perché fanno parte di una frazione qui di Ventimiglia che si chiama San Bernardo. Il terzo dolce, che è la torta di Luré, è così chiamata perché è elaborata da un fornaio che si chiamava Lorenzo, che in dialetto si chiama Luré, il nome Lorenzo. A differenza di come fanno tanti che vanno via dal proprio paese, io ho preferito restare nelle mie origini e cercare di valorizzare il centro storico di Ventimiglia Alta, perché il centro storico ha la sua grande storia e secondo me mi sembrava giusto dare lustro a questa storia. Siamo già qui, andiamo a saperne di più sui giardini botanici Emburi. Ci troviamo
troviamo nella Topia, che è una pergola nel cuore dei giardini botanici Emburi, sul promontorio di Capomortola, all'interno del comune di Ventimiglia. Questo meraviglioso giardino di acclimatazione venne fondato nel 1867 da Sir Thomas Embury, il quale aveva un progetto di realizzare un giardino botanico sulle rive del Mediterraneo. In questo lavoro venne aiutato dal fratello Daniel. All'interno della proprietà esisteva un palazzo che era in rovina, quindi Embury subito iniziò dei lavori di restauro e anche iniziò ad intervenire sulla parte botanica, realizzando nuovi viali e introducendo piante esotiche. Questo lo fece coltivandole lui stesso nei primi anni. Il giardino si sviluppò rapidamente grazie anche agli scambi con altri orti botanici, dai quali venivano introdotte piante e semi, e entrò a far parte di una rete internazionale a livello mondiale. E il giardino all'inizio del Novecento arrivò ad ospitare oltre 6.000 specie. Attualmente il giardino è gestito dall'Università di Genova, ospita all'incirca 3.500 piante e direi che è sempre fiorito. Adesso andiamo a conoscere una positiva esperienza per quanto riguarda il volontariato. La parola al presidente dell'associazione SPES di Ventimiglia. La SPES è un'associazione di genitori e amici di persone con handicap. Ormai da 20 anni è impegnata nella città di Ventimiglia e rappresenta sicuramente uno degli elementi più importanti di coesione sociale del nostro territorio. È un'associazione che conta sulla presenza di tanti volontari. Il volontariato è un'energia positiva che contraddistingue questo territorio. Volontari che sono impegnati nell'assistenza di persone con disabilità e impegnati a sostenere anche le campagne a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di tutti i temi legati all'handicap, quindi la promozione del lavoro per le persone disabili, il tema importantissimo del dopo di noi e quello della creazione e della difesa dei diritti. In una fase di grande difficoltà economica anche i diritti dei disabili sono messi in discussione. Il comune di Ventimiglia è protetto dall'alto dal santuario della Madonna delle Virtù. Ascoltiamo Don Rito che arriva dalla Colombia. Sono Don Rito, parroco della parrocchia Natività di Maria Santissima, a cui appartiene questo santuario, il santuario della Madonna delle Virtù. E sono nato in Colombia, ma adesso mi occupo, diciamo così, pastoralmente di questo territorio. Sono contento di parlarvi del santuario perché questo santuario ha un significato molto particolare per i ventimigliusi, come viene detto in dialetto, e in quanto la grande devozione si tramanda da più di 5 secoli. Questo non è un grande santuario, non ci sono grandi monumenti, grandi cose, è veramente nella semplicità, ma è una grotta che racconta la fede, racconta il raccoglimento e racconta davvero come migliaia di persone che si recano tutti gli anni in questo santuario vogliono venire con semplicità per rivolgersi così al Signore. Mi piace anche fare un paragone come salire sul monte, e sul monte da Ventimiglia questa è una parte più alta e quindi si viene a piedi sul monte a pregare e a chiedere al Signore questa grazia. Un'altra realtà museale importante di Ventimiglia è rappresentata dal Civico Museo Archeologico Girolamo Rossi. Andiamo a visitarlo. Siamo nelle sale del Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi, qua a Ventimiglia, una delle eccellenze che offre questo territorio. Siamo nel Forte dell'Annunziata, una fortificazione sabauda protesa sul mare da cui si può vedere una vista eccezionale, e poi in questi bellissimi ambienti protesi sul mare dove la luce la fa un po' da padrona è allestito il Museo Civico Archeologico della città di Ventimiglia. Ospita prevalentemente una serie di materiali che sono stati recuperati dai primi scavi della città romana di Albintimilium. Uno dei pezzi più salienti, quella che definiamo una delle top di questo museo, è il grande piatto in vetro decorato con Ictio Centauro, un pezzo straordinario che documenta la grande abilità
dell'artigianato romano. Continua il nostro itinerario, andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti di Ventimiglia in provincia di Imperia. Ventimiglia ha sempre avuto una sorta di vocazione naturale verso il commercio, come città di confine, ed è per questo che negli anni si è sviluppato un fortissimo mercato settimanale, conosciuto appunto come mercato del venerdì di Ventimiglia, che dà un numero di oltre 1 milione di cittadini francesi durante tutto l'anno. Ma non solo, in questi ultimi anni c'è stato un fortissimo risveglio dal punto di vista culturale, e questo è dato naturalmente da tutta una rete museale, ma non è solo questo. E quindi abbiamo puntato moltissimo su eventi musicali all'interno del centro storico, questo nel mese di agosto, riprendendo però quelle che sono le tradizioni delle manifestazioni della città di Ventimiglia, in particolare con, e questo lo avremo intorno alla metà del mese di luglio, una rievocazione della battaglia di Fiori, poi con l'agosto medievale. Durante la stagione invernale abbiamo una fortissima stagione teatrale. Vi aspettiamo numerosi a Ventimiglia, perché Ventimiglia non è solo città di frontiera, non è solo mare, ma Ventimiglia è movimento, dinamicità, cultura, tante altre cose. Vieni, vi ricordo una cosa, a Ventimiglia noi abbiamo in maniera di dire che chi viene a Ventimiglia e beve una volta l'aiga da Schumaira non può che ritornare e innamorarsi della nostra città. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate in Liguria. Ciao!